Finalmente ho dormito come si deve, ho dormito veramente benissimo le mie 8 ore. Erano giorni che non succedeva, anche se ero a casa delle persone, mi capitava sempre di svegliarmi alle 5, alle 4, magari un gatto, un rumore, invece qua c'era il silenzio più assoluto, il buio più totale, quindi ho dormito come un pupo. Buongiorno bellissimi, giorno 44. La giornata sembra bella, forse leggermente velata, il che magari ci risparmierà un po' di caldo in eccesso. Adesso andiamo a fare colazione. Ah, che spettacolo! Buona colazione! Ciao, Ciao! ciao, ciao, ciao. Pronti via, si riparte! Allora, per arrivare a Perosa Argentina potevo fare due strade. O scendere la vallata e risalirla da Pinerolo e seguendo poi i paesi, oppure accorciare chilometri e aumentare il dislivello attraversando la montagna. Ovviamente facciamo questo. Ok? Penso di essere nel giusto percorso perché la strada è proprio ripida. Bello però, e non ci sono zanzare qua, il che è super top. Freschetto, sto sudando comunque un sacco, ma mi piace. Possiamo dire che è il giusto allenamento per la giornata di domani, quando dovremo fare 2000 metri di dislivello, o almeno ci proviamo. Abbiamo fatto già più di 400 metri di dislivello in meno di un'ora. Sono soddisfatto, contento. E qua c'è un bel cartello che ci spiega un po' di cose. Mi hanno detto che c'è un rifugio che si chiama Casa Canada, che è stato donato dalla delegazione canadese alle Olimpiadi invernali del 2006 e dato che doveva essere smantellata, invece di smantellarla completamente l'hanno presa e spostata qua in mezzo alla montagna e ci hanno fatto un rifugio. Noi purtroppo non ci passiamo perché facciamo un altro percorso, però mi consigliavano di vederla perché è bella, quindi se vi capita di passare da queste parti sappiatelo. E questa è una super informazione, fontana a 600 metri. Avevo preso l'acqua del rubinetto del lavandino del bagno perché sono pigro e non mi andava di andare a chiedere dell'acqua, ma sono contento di trovarne di più pulita e fresca. Ecco, queste stradine qua le chiamano le ippovie del Pinerolese e qua ci sono i cartelli che portano verso Casa Canada. E inoltre sto ancora utilizzando le vecchie scarpe perché non sono distrutte e a metà giornata cambieremo e mettiamo quelle nuove. Oggi ce lo dobbiamo ricordare. Yes! Yes! Ci siamo! Eccola qua! Che goduria! Sa già di fresco. Sì, comunque per farvi capire quanto sto già sudando, e sono appena le 10:30 e siamo nel bosco all'ombra. Urca, è ricominciata la salita. Ore 11, c'è stato un piccolo cambio di piani perché invece di andare direttamente a Perosa Argentina farò una piccola tappa pranzo a Villar Perosa, che è un po' più in giù, il che vuol dire che il monte lo scavalliamo in un modo leggermente diverso. Poi è divertente che sia Alexandro, il ragazzo che ha smosso 1000 contatti per organizzarmi l'ospitalità nella vallata, c'è anche un altro ragazzo, si chiama Alex, che fa anche lui il TikToker e anche lui fa molti video di viaggio, molti survival, e anche lui è venuto a trovarmi e quindi c'è uno che con la macchina mi sta raggiungendo da dietro, l'altro che mi aspetta davanti ed è stra difficile organizzare come incrociarci tutti, anche perché in questa zona non c'è campo e sono proprio in mezzo al bosco, non è che mi possano raggiungere con l'auto. Quindi vediamo se combiniamo, ve li presento. Questo sentiero è molto carino. Mamma mia quanto mi piacciono questi sentieri. Sto facendo un sacco di casino col bastone, anche prima sui sassi, perché non vorrei mai che ci fossero delle vipere. Ehi, ma che carino! Questo borghetto si chiama Chioseranda. Non so come ci arrivino in macchina. Non so neanche se c'è un percorso stradale. Sì!
Immaginatevi che pace a vivere qua, però al tempo stesso quanta strada da fare su e giù, anche solo per fare la spesa. Ok, mancano solo 4 km in discesa a Villar Perosa, quindi è il momento di fare il cambio scarpe, proviamo quelle nuove e poi da Villar Perosa decidiamo se continuare su fino a Perosa Argentina con quelle nuove o con quelle vecchie. E siamo giunti sull'asfalto. Siamo a Villar Perosa praticamente. Queste scarpe sono 43, io di solito indosso un 42,5, 42 e invece mi toccano un po' le punte. Forse devo stringere meglio, in discesa in particolare. Ciao Emilio! Eccolo, l'abbiamo trovato. Ciao. Alex. Daniele? Ciao ragazzi! Ciao! Stavamo. Buon appetito! Ecco, sto mangiando con Alex nel bar che ci ha trovato Alexandro ed è arrivato finalmente, ve lo presento. Ciao, c'è anche il piccolo Gigi con noi, anche lui un grande camminatore ma non lo mandiamo a Finisterre. Ecco, lui l'ho conosciuto a Firenze l'anno scorso e lo rivedremo anche domani mattina. Eccoci, sono le 3 esattamente e siamo appena ripartiti in direzione di Perosa Argentina. Viene con noi, ci accompagna Alex. Ciao! E poi penso che passeremo assieme il pomeriggio, faremo qualcosa, qualche video divertente, vi farò sapere. Comunque la visuale è già bellissima, non vedo l'ora di salire domani sul monte per vedere tutto dall'alto. Alexandro e Daniele, il proprietario del bar dove ci siamo fermati, ci hanno consigliato una strada che passa sopra alla provinciale e che chiamavano la strada napoleonica, che praticamente segue tutta la vallata fino a Perosa Argentina, però restando un po' più in alto ed è molto più bella. È anche ombreggiata e non c'è assolutamente traffico. Spettacolo. Povero Alex non lo sapeva, è sceso da Perosa sotto il sole della statale. Io stavo guardando le caprette, Alex mi ha fatto notare quella cosa. Ma cos'è? Non è uno spaventapasseri, è uno spaventapersone. Eccoci qua, sono le 5 e dopo un paio di pausette siamo arrivati a Perosa Argentina. Ecco, oggi invece siamo ospiti alla Maison Manu. Ciao! Ah, ma che spettacolo! Bellissimo, questo è proprio bellissimo. Il bagno, vediamo il bagno. Ok, mi sa che anche stanotte dormiremo come dei papi. No vabbè, questi sono i dettagli che secondo me fanno la differenza. La caramellina sugli asciugamani nel letto, bellissimo. Abbiamo scoperto che in cima al paesino c'è una delle famosissime grandi panchine del Piemonte. E attraversando tutto il Piemonte non ne avevo vista ancora neanche una. Questa è la numero 143. Stra curioso. La grande panchina di Perosa Argentina. Eccola là. Beh, a prescindere dalla panchina il panorama è uno spettacolo. E direi proprio da entrambi i lati. Ecco, questa è la vista della città dall'alto. Domani noi dovremo andare di là, su da quelle parti di là. Dovremmo arrivare quasi a 3000 metri di altitudine. Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Ciao da Perosa! Ciao dal Topo Griglio! Buon appetito! Grazie. Grazie a te. E ci salutiamo qua. Alla prossima. Ciao caro. Buongiorno bellissimi, giorno 45. Stanotte ho dormito, mi sono riposato e ho accettato una sfida. La sfida di Alexandro a raggiungere in giornata il rifugio del Lago Verde. Sono 30 km con 2000 di dislivello. Il bello è che domani mattina ci svegliamo in cima al monte, con la Francia da un lato e l'Italia dall'altro. E stamattina è anche stato molto bello la colazione con tutti quanti. Ho incontrato sia Alexandro di nuovo, ma anche Susi, la persona che ha coordinato un po' l'ospitalità anche qui in zona. Alexandro e Susi insieme penso che abbiamo fatto un po'
tutto questo lavoro di organizzazione e coinvolgimento delle varie persone. E hanno già avvisato le persone del rifugio del Lago Verde che arriverò, e addirittura mi hanno detto che hanno un piano B in caso non dovessi farcela. C'è da dire che il meteo ci è molto favorevole perché è nuvoloso, non piove ma è nuvoloso, quindi è un po' più fresco, non batte il sole, non suderò come una capretta. Alessandro mi ha spiegato che questa strada che percorro oggi non passa nella Val Chisone, perché la Val Chisone continua fino a Fenestrelle, l'italiana Finisterre, per poi continuare verso Sestriere in Francia. Invece noi ci siamo spostati nella Val Germanasca e mi ha spiegato anche che tutta questa zona fa parte di una regione che non è riconosciuta ma è molto sentita dai suoi abitanti, che è la regione dell'Occitania, che oltre a tutta questa zona comprende anche tutto il sud-ovest della Francia e il nord-est della Spagna, quindi i Paesi Baschi. È stra interessante. E questa parte qua sono le valli occitane e i suoi abitanti sono definiti vallesi. E mi hanno spiegato Susi e Alessandro che i vallesi sono stati perseguitati per tanti anni perché erano protestanti, quindi si discostavano da un po' dal resto del credo dell'Italia, e quindi sono dovuti fuggire, e quando sono rientrati in patria secoli dopo hanno utilizzato esattamente il percorso che faremo noi oggi. Ecco, questa croce è il simbolo, la croce dell'Occitania. In teoria la vedremo fino in Spagna. Sono le 10, facciamo una pausetta tattica Perrero. Mi mangio il prosciutto che ho qui da un giorno e mezzo, direi che è il caso di mangiare. E dato che sono un golosone mi sono preso anche una brioche fresca. È mezzogiorno, ho superato da un po' Perrero e la salita è continua, però non è troppo ripida. Sono contento che togliamo un po' di dislivello già qui. E adesso stiamo passando in un posto dove c'è un ecomuseo delle miniere. Cioè ci sarebbe la biglietteria, il percorso pedonale e tutto. Noi chiaramente non andiamo perché oggi poi abbiamo una giornatona, però giusto perché lo sappiate, figo. Eccoci, sono le 3:30 e sono arrivato a Prali già un'ora e mezza fa, che è praticamente l'ultimo paesino della valle, e mi sono fermato a mangiare. Tra l'altro ho scoperto che Susi aveva preparato per me un piano B nel caso in cui non fossi arrivato in cima al rifugio, e proprio in questo hotel mi avrebbero ospitato per la notte. Quindi, dato che non mi fermerò per la notte, mi hanno fatto mangiare semplicemente per il pranzo, ma gentilissimi. Ho mangiato tantissimo ed era tutto strabuono. Adesso sono le 3:30 e ripartiamo. Secondo me in 3 ore e mezza potremmo essere su, perché ci mancano 10 km con 1100 di dislivello. Andando a 3 all'ora penso che in 3 ore ce la facciamo. Mi hanno consigliato di partire subito perché il cielo si sta rannuvolando e devo andare in una vallata dove potrebbe piovere. Quindi ascoltiamo i consigli. Ok, Prali era l'ultimo paesino, questo è l'ultimo borgo. E la strada è bella, cioè larga, asfaltata. Mi aspettavo già uno sterrato, una stradina in mezzo ai boschi. E questa mi hanno detto essere l'ultima fontana fino al rifugio. Quindi è meglio rifornirci. Devo anche cambiare scarpe perché finora ho usato quelle vecchie. Ieri alla fine quelle nuove non mi hanno dato nessun problema. Non ho avuto quel dolore strano che ho provato il primo giorno e né prurito, dolori sul tallone, quindi sono contento. Pronti, via! Ok, la strada proseguirebbe di qua, ma di qua abbiamo una scorciatoia e a noi piace sentire le gambe che prudono, quindi yes! Bestia, scorciatoia, alla sola grande, come potevo immaginare. Ok, finita la scorciatoia. La strada normale era molto meno ripida, ma faceva anche una bella ansa lunga. Adesso comunque proseguiamo su di quella. Ho sudato come un
Brontosauro. E ho visto delle foto con gli stambecchi, magari ne vediamo. Eccoci al Lago Verde, sì, mi piacerebbe. Beh, anche questo non è niente male. Anche se mi fa... è bellino, eh? Ah, pensate alla coincidenza. Domani è il giorno nazionale della Francia, festa nazionale. E stanotte molto probabilmente in tantissime città faranno un sacco di fuochi d'artificio. Chissà se dall'alto vediamo qualcosa. Pazzesco, però, arrivo in Francia proprio il giorno della loro festa nazionale. Qui non si scherza con la pendenza o dipendenza, non resto senza. Io non credo che il video renda l'idea. Sento già la Francia prima ancora di arrivarci. Aggiornamento delle 5:20. Alla fine ho guardato bene e non arriviamo a 3000 metri ma a 2550 perché siamo partiti da 500 non da 1000 e siamo già a 2000, quindi ancora 500 di dislivello e abbiamo raggiunto l'altitudine massima di questa super camminata di oggi. E mi sa che ci metterò un po' più del previsto perché dato che su TikTok sto per raggiungere i 500.000 follower, volevo fare un video a riguardo, un video di ringraziamento e ho pensato di fare una serie di scene dove ci sono io che cammino, poi mi giro, guardo indietro, mi spavento per qualcosa e inizio a correre. E l'idea è che mi sento seguito, no? Da tante persone. E quindi sto facendo un sacco di riprese dove lascio la fotocamera per terra e corro avanti e indietro. E quindi oltre alla fatica della tappa ci sono anche queste riprese che mi stanno sfiancando. Ok, questo è il piano orizzontale e quella è la salita. Questo è il passaggio verso la nebbia. Che figata. Che bello. Ecco, fortuna che ho scelto questa strada e non il sentierino nel bosco, perché almeno questa è facile da seguire anche se si copre di nebbia. Guardate le mucchine bianche come il latte o come dei fantasmi nella nebbia. Direi che siamo praticamente in cima. Ma guardate, si sta pulendo dalla nebbia davanti ai miei occhi. Dietro di me nebbia, davanti a me, e c'è un vento che spinge da questo lato che fa saltare butta la nebbia proprio contro questa parete di roccia. Spettacolo, bellissimo. E di là c'è la Francia. Guardate come si sta ritirando la nebbia, pazzesco. Si è pulito tutto. Ok, l'ultimo chilometro l'ho fatto a una velocità veramente bassa. Questa è la velocità. Sono bello stanco. Ok, devo dire che sono proprio stanco, ma anche contento di esserci riuscito. E possiamo dire che questa tappa ci
ci dà un po' la nostra asticella, il limite, perché mi sa che se facessi ancora qualche chilometro mi uscirebbero dei crampi, delle belle contratture. Possiamo dire che tappe così sono fattibili, non troppo spesso. Wow, che bello! Ed eccolo qua, il rifugio del Lago Verde con bandiera dell'Italia e bandiera dell'Occitania, quella di cui vi ho parlato. E questo è il Lago Verde. Adesso ovviamente non è così verde perché manca la luce del sole, ma magari domani mattina ve lo faccio vedere con tutta la sua bellezza.